Giornata tragica nelle località balneari della costa veneziana. Al Lido di Venezia un giovane di 28 anni di nazionalità afghana, ma residente in Germania, è morto a causa di un improvviso malore mentre faceva il bagno in mare verso le 11:30 di questa mattina, nonostante fosse esposta la bandiera rossa che indica il pericolo in mare. Il ragazzo, a quanto pare, era in vacanza al Lido di Venezia con la fidanzata e i due si trovavano sulla spiaggia del De Ben. I bagnini sono subito intervenuti, hanno portato l'uomo a riva ancora vivo, pur in condizioni apparsi subito gravissime. È stato attivato il protocollo di emergenza, allertato il 118 che dopo essere arrivato sul posto ha chiesto il supporto anche degli soccorso che ha atterrato sulla spiaggia. Il giovane turista però, subito intubato dai soccorritori, non ce l'ha fatta. A Bibione, invece, sempre stamattina verso le 10:20, un uomo di 62 anni di origine slovacca è caduto mentre era in monopattino e stava percorrendo la pista ciclabile che costeggia la strada regionale che conduce alla località balneare. Ha riportato un trauma cranico molto violento che ne ha causato il decesso in pochi minuti. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale del distretto Veneto Est per i rilievi.